Aiuto. Troverai un modo per farmi parcheggiare senza il mal di mare, basta, sono arrivato. Scendi subito da questa mare. Torno a piedi. Qua. Ragazzi, qua. È inconfondibile. Qualcuno? Prima vai in bagno e poi chiedi. È un bell'ambiente questo per parlare della Casba, il nostro sito, vero direttore, che lei ha appena messo tra i preferiti, ci ha definitivamente tracciato. Italia e Israele c'è sì, la sezione di Udine. Sì, ma da quando il presidente da parecchi anni. Sì. Perché io tante volte l'ho cercato e ne ho andato uno spagnolo. Ma forse era Linda, forse. Giorgio Linda, tra l'altro, la cosa interessante è che lui non è solo presidente dell'Associazione Italia e Israele di Udine, ma in questo momento ha il mandato di presidenza della Federazione delle Associazioni Italia e Israele di tutta Italia. Quindi lui potrebbe anche venire a nome dell'Italia e Israele italiano. Quindi l'appuntamento più o meno è fissato per questa conversazione piacevole, spero, lo speriamo tutti, mi sembra, siamo rimasti d'accordo così, perché il piacere è il nostro primo valore, una conversazione su una manifestazione assolutamente interessante per tutti, anche per lei, direttore. Temevamo di essere finiti nella Tana del Lupo e la conferma è arrivata. Però, secondo lei, a questo punto, diciamo, il confronto c'è stato, no? Vale la pena continuarlo? Assolutamente sì, perché l'importante è non avere nemmeno tentativi, nemmeno opposti, nemmeno di pensiero unico. È sempre meglio, come dice, in questa parola, concimare con tanti stimoli, con tante opinioni diverse.